Siamo seriamente preoccupati perché la cosa si sta ripetendo, ha assunto i caratteri proprio dell'insolvenza fraudolenta. Sta diventando l'incubo dei ristoratori padovani, città alla quale pare essersi affezionato dopo varie performance tra Veneto e Lombardia, regioni nelle quali è diventato assiduo frequentatore, oltre che di alberghi e ristoranti nei quali non paga il conto, anche delle cronache giudiziarie. Nel sito dell'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi campeggia l'allarme lanciato a tutti gli iscritti: attenti allo scroccone seriale. Abbiamo anche già diffuso sul nostro sito internet e sui nostri canali social la foto di questa persona, invitando i nostri associati a stare molto attenti a questo cliente quando si presenta nei loro locali. Ma intanto lui, norvegese, 42 anni, prosegue imperterrito, l'ultima volta al ristorante Navigli in Riviera Tiso da Campo San Piero, ultimo locale di una lista che solo a Padova comprende mangiate a scrocco in via San Francesco, via Venezia, via Falloppio, via Barbarigo e Corso Milano, palcoscenici diversi di uno stesso copione. Il conto, spiega il norvegese una volta a pancia piena, sarà saldato dal padre benestante, che è in realtà un oramai esasperato imprenditore di Bassano senza alcun vincolo di parentela e col quale c'era stato solamente un rapporto di lavoro anni fa. Se questa persona viene beccata sul fatto e poi non paga in qualche maniera, non viene almeno diffusa la sua immagine eccetera e può continuare liberamente a fare questa attività, evidentemente c'è qualche problema dal punto di vista anche legislativo. Si può chiedere a un cliente: mi faccia vedere i soldi prima di iniziare a servirlo? Diciamo che l'esercente ha l'obbligo di fornire il servizio a chi ne può corrispondere la prestazione, quindi per assurdo sì, è possibile chiedere prima di dimostrare la possibilità di pagare.